Bentrovati. Ogni giorno leggiamo e sentiamo di rapine, piccole e grandi, di anziani raggirati, di furti nelle case, reati compiuti spesso da extracomunitari. Ormai siamo in piena sindrome da accerchiamento. Questi banditi ci stanno abbassando la qualità della vita. Ma attenzione, anche se questi mascalzoni creano un forte allarme sociale, io penso che non siano questi coloro che ci rubano il presente e il futuro nostro e dei nostri figli. Io penso che chi ha portato il nostro paese in queste condizioni sia una politica inetta e collusa, complice di una grande finanza da rapina e da una parte del mondo imprenditoriale che colpevolmente sta distruggendo le conquiste sociali e civili del dopoguerra. Mentre accadono queste catastrofi economiche e sociali, una parte consistente dell'informazione sta puntando il dito esclusivamente contro l'immigrazione, dipingendola come la centina di ogni male, tonando anche per il costo economico del loro mantenimento. Addirittura ci sono partiti come la Lega che sull'immigrazione ha fatto il proprio core business politico. Molti non saranno d'accordo con la mia analisi, ma guardando i fatti senza paraocchi ideologici si potrebbe valutare diversamente ciò che sta accadendo attorno a noi. Ad esempio, io penso che la nostra vera pala al piede che ci sta mettendo in ginocchio sia un debito pubblico quasi fuori controllo e credo che il nostro mostruoso debito sia dovuto alle reazie perpetrate in questi decenni da quella classe finanziaria e imprenditoriale, vedi anche gli ultimi episodi di corruzione all'Expo di Milano e al Mose di Venezia, che grazie alla complicità di una classe politica corrotta hanno gozzovigliato sulla nostra pelle. La corruzione, l'evasione fiscale e le varie mafie sono il vero cancro della nostra società. Secondo stime attendibili, tralasciando l'economia mafiosa, il costo della corruzione e dell'evasione fiscale ammonta ad oltre 200 miliardi di euro l'anno di mancato incasso per l'erario pubblico. Se lo Stato riuscisse a recuperare il 30-40% di questa montagna di denaro, io penso si risolverebbero tutti i nostri problemi economici e quindi anche sociali. È questo enorme buco che ha creato i milioni di poveri in Italia e l'insicurezza economica per milioni di famiglie. Altro che qualche migliaio di ladri o ladruncoli extracomunitari o il costo di Mare Nostrum. Però intendiamoci, non è l'evasione fiscale dei piccoli commercianti, dei piccoli artigiani, delle molte partite IVA che devono, e sottolineo devono, evadere per poter sopravvivere. Io parlo dell'evasione miliardaria delle grandi banche, dei grandi gruppi finanziari e imprenditoriali, dei grandi professionisti, come l'ultimo caso segnalato dai media in cui è stato beccato un venditore di pesce all'ingrosso che dichiarava 10.000 euro l'anno di reddito, quindi sulla soglia della povertà, ma in garage aveva una Ferrari e un grosso SUV. Questi sono i veri grandi nemici degli italiani per bene, secondo me. E cosa bisogna fare per cambiare con questo sporco andazzo? Innanzitutto ci vuole la volontà politica di perseguire questi delinquenti. Per cui serve una legge più stringente sul falso in bilancio, per bloccare le scorte in nero di quegli imprenditori disonesti che lo usano per pagare le tangenti esportandolo poi nei paradisi fiscali. Serve poi un innalzamento delle pene per la corruzione e la concussione. Serve introdurre il reato di autoriciclaggio. Serve una nuova norma che riveda il sistema delle prescrizioni previste nella famigerata ex Cirielli che incentiva la corruzione. Serve una riforma seria della giustizia sia civile che penale, rendendola più efficiente con processi nei tempi certi ma ragionevoli. Ma per avere tempi certi e ragionevoli è poi fondamentale riorganizzare il lavoro dentro i tribunali, prevedendo nuovi concorsi pubblici, visto lo scoperto di 8.000 unità. Ma queste riforme come potrà farle un governo al cui interno ci sono Alfano e il vice ministro Costa? Non dobbiamo dimenticare che sono sempre quelli del lodo Alfano, quelli del processo breve che ammazzava i processi senza farli terminare, sono quelli della ex Cirielli, grazie alla quale la casta padrona si è assicurata in questi anni l'impunità. E come si possono fare delle riforme serie sulla giustizia con un uomo politico pregiudicato per un reato gravissimo come la frode fiscale e con diversi processi penali in piedi? E ora sapete chi ha fatto queste proposte assolutamente condivisibili sulla riforma della giustizia? Il Movimento 5 Stelle. E comunque, per evitare fraintendimenti e battute stupide, non sono e non ho mai votato per il movimento di Grillo. Ovviamente ognuno è libero di pensarla politicamente come crede, ma quest'isola vuole
forse anche presuntuosamente, dare a voi che mi state seguendo la possibilità di guardare la realtà da angolature diverse rispetto alla normale informazione e senza infingimenti, visto che chi vi parla non ha nessun interesse personale, né economico né politico da tutelare. Ci vediamo giovedì prossimo.